Sindaco Oreste Battiston, questa inaugurazione è molto importante non solo per la società solbiatese ma anche per tutta la comunità, giusto? Sì, questo è un investimento fatto dalla Solbiatese Calcio, dalla società. Devo ringraziare il patron Claudio Milanese e tutto il suo staff e i suoi collaboratori perché hanno creduto in questo progetto e noi in collaborazione con loro lo stiamo portando avanti. Loro oggi inaugurano i campi sintetici e i 3 campi da paddle. La nostra amministrazione dal canto suo sta facendo la sua parte perché ha già approvato un progetto per la ristrutturazione di tutto lo stadio, impianti di illuminazione, tutti gli impianti dello stadio, anche acquisizioni di terreni esterni che in questo momento non sono nostri. Quanto è importante questa collaborazione tra pubblico e privato? È fondamentale anche perché quando c'è perfetta sintonia tra pubblico e privato poi alla fine non ci sono problemi e le cose si riescono a fare velocemente, nonostante magari un po' di burocrazia a volte frena i lavori, però in questo caso siamo stati velocissimi, la società è stata bravissima a realizzare in brevi tempi quello che si era prefisso.